Secondo Corinzi capitolo 8. A culletta per i poveri di Gerusalemme. Frate mio, a desidero mo vi fa conoscere che la grazia di Dio ha fatto in de chiesa della Macedonia. Tutti quelli cristiani sono stati assai provati in de sofferenze e con tutte queste hanno sempre mantenuto una rossa quietudine e con tutta la pezzanteria loro vi posso assicurare che sono state pure assai e cuore. Vi posso assicurare che loro hanno dato l'aiuto loro con tutto il cuore, secondo la possibilità che tenevano. Anzi, vi posso assicurare che hanno fatto pure parecchie più e tutte quelle che potevano fare. Perché mi hanno capitato continuamente che volevano avere pure loro, o canze, via parte insieme con l'altro, per mandare pure loro l'aiuto a quelli cristiani che stanno in la città di Gerusalemme. Hanno passato parecchi tutti quelli che mi aspettavo a loro, perché per la prima cosa hanno fatto un'offerta a loro, stessa innanzi al Signore, e poi, mantenendosi rinde in mano a Dio, si sono messi pure rinde in mano meglio. E proprio per questo ho incoraggiato Tito a portare venatura in mezzo a voi, che l'opera di amore, vedendo che era stata proprio Dio che l'aveva fatta a cominciare. A voi, per grazia di Dio, non mi manca niente e tenete ogni cosa che ha razza. Perché tenete la fede, tenete il duriale della parola, la conoscenza, un'afficienza assai rossa. E in mezzo a voi c'è sempre quell'amore che vi ha fatto imparare a avere. Per queste pericole, comportatevi buono per essere ricchi pure in quest'opera bene. Non vi sto dando un comando, voglio solo ricordare tutta l'accordenza che tutti l'anno hanno avuto per questa cosa, per vedere se pure l'amore vostro è sincero. Voi conoscete tutta la prietta del Signore nostro Gesù Cristo, per tutto l'amore che ha portato a noi. Issa, ricca che era, si è fatta pezzente per far diventare ricca a voi, con quella pezzanteria soia. Coppa stufatta poi erano consigli buoni per ognuno di voi, che insieme all'anno passato avete cominciato non solo a fare, ma pure a volere questa cosa. E mo continuate a così e portate alla finitura, che st'opera bene che avete cominciato. Come siete stati lesti a essere prima per far cominciare così, avete a essere pure prima a portare a finitura con tutte le mezze che tenete, a portate in mano. Perché sta cosa assai accetta innanzi a Dio. Seguirla che lo terrà con tutto il cuore suo. Perché Dio tiene sempre conto di tutto quello che uno tiene e non quello che uno non tiene. Questa raccolta non tiene nessuna intenzione di far diventare voi pazienti, perché l'altro poteste stare meglio voi. La stiamo facendo invece solo per mettere tutte le altre in lo stesso stato nostro. In questo momento voi state campando rinda la razza e proprio per questo volete dare una mano a loro che stanno campando morendo da pezzanteria. E a così potremo diventare lo stesso tutto quanto noi, come sta scritto in la Bibbia. Chi aveva ricuovuto assai non avete più, e chi aveva ricuovuto poco non avete più poco. A raccomandazione incaricata. Dite chi ne ha apprensione per voi come a me, perché esso vuole rendere gloria a Dio, perché ha voluto essa l'accortenza. Dite non solo ha detto subito sì quando l'ha giumitata, ma era così contenta che ha partito subito i piaceri suoi per venire a voi. Ha mandato insieme con questo pure chi lo frate, che tutta la chiesa stanno apprezzando assai per tutto l'amore che sta mettendo e per far conoscere Gesù Cristo. E poi, pure tutta la di chiesa hanno dato questa commissione mi accompagnare in questo cammino che sto facendo, per portare a finitura quest'opera amore. Che si manca manata in quest'opera parole del Signore, per mostrare innanzi a tutta la gente tutto il volere buono nostro. Ma raccomando per questo, e fa questa cosa con cura per non dare nessuno canza e critica, come venderà spartuta questa somma era nera, assai rossa, che è stata consegnata in mano nostra. Perché noi teniamo intenzione di fare questa cosa, che la giustizia solo innanzi a Dio, e pure innanzi all'uomo. Aggiumanate insieme con loro in mezzo a voi, pure nata, in mezzo a tutte le frate nostre, che a parecchie volte, rinda a parecchie occasioni, si è dimostrato chi ne amore. E mo la prietta e chista è diventata ancora più rossa per tutta la fiducia che tiene rinda a voi. Perché la che importa a Tito, avete a sapere che chi sta insieme con me e mi staranno una mano rinda a quest'opera mia in mezzo a voi. Tutte le altre frate che stanno accompagnando sono state mandate con tutta la chiesa e tutte quelle che stanno facendo sempre caroli e Cristo. Mostrate per questo innanzi a tutto il popolo di Dio che voi volete bene veramente. A così tutto quanto si potranno rendere conto che c'è ragione a essere contento e voi.